Buongiorno a tutti, c'è stato questo incontro, presenti i prefetti, i sindaci, i presidenti delle province, i rappresentanti della Guardia di Finanza territoriale e regionale, i tecnici della regione, eccetera, eccetera. Diciamo che noi abbiamo posto con forza quello che è emerso da tutti i consigli comunali, dalla popolazione, che i siti che sono stati individuati non li riteniamo idonei, quindi chiediamo una rivalutazione di queste decisioni prese con anche una rimodulazione. Abbiamo indicato quelli che sono siti militari già esistenti all'interno dei quali potrebbero essere collocati, visto che si pongono esigenze. Calma, poi ognuno è libero di decidere quello che vuole. Ci sono esigenze che sono state poste di valenza, di sicurezza nazionale, su cui noi ovviamente non possiamo entrare nel merito e quindi su questo non ci piove, quindi abbiamo chiesto comunque di rivedere. Alla fine il tavolo ha dichiarato di non essere adeguato per affrontare questo tipo di argomento, quindi si è interrotta qui con le posizioni che sono esattamente quello che vorremmo capire è se esiste un tavolo adeguato, a che livello, se a livello romano, se a livello regionale. Noi adesso ci faremo tutti quanti portavoci di un tavolo che sia adeguato per affrontare questo tipo di problemi, sostenendo che quei siti per noi non sono idonei, quindi che noi utilizzeremo tutti i mezzi legali per impedire che siano utilizzati. Ma i lavori potrebbero partire sì o no? Noi abbiamo detto che non va bene a Capasperone, che non va bene a Capopecora, che ci sono tante servitù militari già sulla costa, e che appunto che ce ne sono anche necessità. Siccome su questo punto c'è contrasto netto, in questo tavolo questo non è stato risolto ovviamente, perché chi era in una posizione è rimasto in una posizione, noi eravamo in un'altra posizione, siamo arrivati in un'altra posizione, per dirla in quindi bisogna fare quello che stiamo facendo insieme. Presidi e tutto. Quindi riprenderanno i lavori? bisogna andare al Ministero.